Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Oh, eppure piove! Sì, ho il ladro, vabbè. È l'ultimo giorno di albergo, nel senso che adesso non dovrei tornare più. La macchina dovrebbe essere pronta tra qualche ora, al pomeriggio. Adesso è mattina molto presto, però secondo me devo anche ritornare indietro l'auto del noleggio e controllare che non si grattino il pisello e stiano a fumare tutto il tempo. Ok, sono arrivato dal meccanico, ovviamente il mio camper è fuori e non è dentro, non lo stanno facendo. Vediamo, magari è già pronto? Dubito. Infatti, eccolo lì fuori, e te pareva. Eccoci qua. Non è che sono un manipolatore, è che ho lavorato tanto nel commerciale. Ho parlato con la titolare, gira e rigira, ha chiamato tutti i ragazzi, eccetera. Non è ancora pronto, grazie a cazzo, non ci stavo mettendo le mani. Hanno garantito che per le 3 di questo pomeriggio è pronto. Ok, quindi io nel frattempo vado a riportare indietro l'auto, me la tengo ancora qualche ora perché adesso sono tipo le 10 del mattino e mettimi via infame dopo, almeno vado al Mac, non sono mai andato al Mac, costerà 20 euro un menù qua probabilmente, sono curioso più che altro per quello. Ore 9:36 di venerdì 4 novembre, adesso si sono messi ad aprire il cofano, non so chi mi ha visto dentro, boh, speriamo bene. Anche gli buoni e metta in conto 30 ore di lavoro, sti qua, sarà stai 2 ore in totale neanche, perché 1:20 li ho viste io, Boh, hanno aperto il cofano ma l'hanno lasciato là, vabbè vado via se non mi viene nervoso, dai, vado a farmi un giro, va. Cioè fraccheggia, guarda, questo siamo in modalità turbo, siamo in modalità più sportiva, e fraccheggia cazzo. Cioè abituato al camper, porca miseria, adesso sembra di essere... Questo sostanzialmente è un negozio per MILF perché ha solo trucchi, giocattoli e caramelle. Guarda, puoi entrare anche col tram al Mac Drive, guarda che avanti che sono qua, C'è gente che si sta pinzando gli hamburger alle 10 del mattino. Sono i negozi di sport che sono tanta roba. E sì, prezzi fuori per fuori. Oh, vuoi mettere a fare un bel giro in centro sotto la pioggia? Senza ombrea? Oh, mamma mia, attacca a far freddo. No, resto qua. Guarda che ha il tetto panoramico, hai visto? Intanto il Mac ha un'infinità di panini in più rispetto ai nostri, veramente. Confermo ragazzi, panini completamente diversi e ce ne sono decine e decine, altro che da noi. Direi che la pancetta è infinitamente più buona, ci mettono anche la cipolla su quel pseudo McBacon che ho preso. Attenzione, le patatine arrivano senza sale, devi specificarlo tu. Oh, resto veramente sbalordito, anche se l'ho già detto, di come cacchio ogni volta si fermano per farti passare nelle strisce, cioè anche ti guardano in anticipo per vedere se hai intenzione, ma è una roba incredibile, cazzo, cioè bisogna che lo faccio anch'io, che magari le ghiacciapo sotto un austriaco in te strisce e anche buoni da offendersi. Bon, adesso vado a prendermi un caffè nel mio camper e occhio che non ci sarà nessuno che lo sta facendo, occhio adesso. No, come non detto, l'hanno portato dentro, incredibile, porca di quella truio, incredibile, 2,50 €, un caffè de merda, me lo faccio in camper. Comunque dentro è dentro, ma non c'è nessuno che lo sta vedendo. Vabbè. Allora, adesso vanno in pausa pranzo e mi farò spiegare meglio, perché, vabbè, in sostanza hanno detto che era sto cavo, o sti cavi piegati e rotti, e un fusibile andato. Però io gli ho fatto intendere perché ho il DC-DC che carica troppo, cioè che carica troppi ampere o il clima, e ho detto no, non c'entra niente. Io continuavo a fare questa domanda perché lui continuava a indicarmi la cinghia dei servizi e un'altra roba. E io ho detto cazzo, la cinghia dei servizi che ne so io è quella che serve a creare la corrente, no? Vabbè. Quindi dopo rifarò la domanda. C'è anche Google Traduttore, se ti serve per queste cose c'è la modalità conversazione, dove tu col microfono clicchi, c'hai 2 microfoni, microfono italiano e microfono dell'altra lingua, scegli chi parla e vi parlate a voce con domande e risposte e poi Google Traduttore ti traduce. Potrei ometterti qualche dettaglio o ridirteli 1000 volte perché contemporaneamente sto anche parlando con tutti gli amici e Mirko, che sì che fa parte degli amici anche lui, però Mirko lo vedo sia come amico che come parente che come meccanico, supporto meccanico diciamo, e quindi io sempre è un casino della serie, non so mai poi Alessia, non so mai a chi ho detto cosa e se l'ho detta doppia o appunto l'ho omessa. Comunque speriamo bene. E l'officina live, l'officina live.
Mamma mia quanto piove, boh, vado a portare indietro l'auto sostitutiva, non mi ero accorto che aveva nevicato stanotte. E io ero molto più alto di qua. E anche una passeggiata nei boschi perché piove, maremma impestata. Vedi tu, con sta zippetta qua vuoi a tirare pulmini? Sì, proprio, col Panda la prossima volta tiro pulmini. Non ho acceso in tempo per fare il video, sono passate 19 macchine della polizia. 474 euro, zio ladro pa un cavetto. Sostanzialmente era il cavo, cioè un insieme di cavi, la cablatura che toccava la cinghia dei servizi, e la cinghia dei servizi si è mangiata tutto il cavo. Ovviamente dopo si è andato un filo corto, saltato fusibile eccetera. Vabbè, hanno testato e tutto, ho detto che funziona, non fa più fumo, adesso accendo e vado a casa. Ciao. Quasi va che con un po' di simpatia e gentilezza ho risparmiato 15 euro di taxi perché mi ha portato la ragazza dal noleggio fino qui dal meccanico. Va che nubi, va che strano! Con la neve nuova che ha appena nevicato su in montagna! Cos'è questa felicità immotivata? Cazzo, ho appena speso 470 bombe per un cavo, e è la felicità di essere tornati la chiamano comfort zone. Secondo me sono un po' deficienti quelli che parlano sempre di uscire dalla comfort zone, perché la comfort zone è il piacere, il benessere, no? ciò di cui si parla da millenni, no? La ragione, lo scopo principale di vita dell'uomo, il trarre piacere, esatto. Ma io non so se devo dar fuoco a sto camper, cioè veramente, ho appena passato uno stupido, mi ha alzato il sassetto, tac, 2 mm di coso nel vetro, cioè, boh, non lo so, sì, non credo alla sfiga né niente, però cazzo, coincidenze, tutte a medio, caro, una roba incredibile, solo che ne arrivano talmente tante, di rotture di coglioni, che neanche ci faccio più caso. Ehi, cosa ho dovuto fare? Garità, garità, state dove pulmini. Sai che da quello che ho capito praticamente quando gli austriaci vengono in vacanza in Italia o a fare le van life in Italia è come quando noi andiamo in Albania, con tutto rispetto per l'Albania, anzi è un complimento per l'Albania, perché in Albania puoi fare quel cazzo che vuoi, nessuno ti rompe i coglioni, e in confronto all'Italia intendo, e i prezzi sono infinitamente più bassi, sempre in confronto all'Italia, ok? Wow, che figata di castello! Guarda Giacomo, spero tu l'abbia visto quando sei tornato con i peluche l'altro giorno a casa, che c'è questo castello molto bello che fa rima, quindi è vero, sulla collina. Siamo a Panzerdorf, se voglio segnarmelo, vuoi segnartelo tu, tra le cose da visitare. Io adesso non mi fermo, non continuo, eccolo là, guarda che bello. Gasolio 2,104, giusto per capire i prezzi qua. Puttana miseria, adesso ho capito perché la gente va piano, non esistono i dossi, non esistono tutte queste stronzate, ma tutti vanno piano. Non hai idea di quante cacchio di T4, no, quelli di Andrea, di Apuisia che ho visto passare, a parte quelli 19 di prima, vabbè, ma nel centro, nelle stradine, o fanno posti di blocco o vanno avanti e indietro di continuo. Una cosa per noi assolutamente impensabile, veramente, e non sono lì per far cassa tipo i nostri, no, sono lì per controllare che non succeda niente, che la gente non corra come in mona, ma difatti vanno via tutti tranquilli, cioè almeno la velocità, quella è strano, ciuccio che non mi attraversa a Piagora, no, sono dentro il recinto, guarda Piagore, guarda cara Austria. Siccome ti ho già dato anche troppo, tra il meccanico non ne parliamo, ma vignetta, tutti i pedaggi là in autostrada, e dopo i parcheggi, caffè a 2,50 euro, spesa a prezzi veramente da cartier, eccetera eccetera. Adesso neanche un bicchiere di acqua non mi compro, aspetto di arrivare in Italia, porca puttana, a morti se dice il maestro. Casa tipica, wow, bello che passiamo. Ho detto io che aveva nevigato, non chissà cosa, ma un po' ha nevigato, bellissimo. Non ho fatto tempo a fare il video, siamo in Italia al confine, bellissimo il confine Austria-Italia con la sedie medievale dell'ACI, tutto in legno, bellissimo, molto bello. C'è un coso camper per lo scarico, ma io saluto tutti e
vado via, ma ne ho proprio le ballotte spiene, si dice da noi, dai, tutt'altri colori, guarda che bello con poco di neve. E voglio andare a casa, ma casa dov'è? La casa è dove non pago 474 euro per un caso di cavetto, oh yeah, nevica un pochetto, no tanto ma nevica, e a me diciamo non piace con Pullman essere in giro per i monti con la neve. Oh bello sto lago, bello, dove sono? Dolomiten, benvenuti, ho capito che siamo in Dolomiten. Ehi, mi arrabbio, mi incazzo. Queste non sono le Dolomiten, queste sono le Dolomiti. Dolomiten andate a dirlo in Austria, porca troia. Che bello Giacomo, io ho visto la neve, te no? Non so, ho fatto delle salite tanto strong con motore tranquillo in terza, quindi ho sta impressione che vada molto meglio, molto, dopo per carità magari è un'impressione. E io... Google Maps, dove cacchio mi stai mandando? No, allora, il mio sesto senso, la turbina aveva sbagliato, però il mio sesto senso che dopo sta roba sarebbe andato meglio come prestazioni, quella l'ho imbroccata. Effettivamente adesso Pullman è tutta un'altra cosa. Sono quasi felice di aver pagato quei 470 euro, perché veramente ha fatto le salite come ridere proprio in quarta, in terza, erano ripidine. E bello veramente. Poi ti dà sta sensazione di controllo, di sicurezza bellissima, no? Mentre con Scarosso accidenti quando c'era già ghiaccio per terra eccetera, adesso sai con questo camper massiccio, il motore anche che va bene, i freni che frenano un botto, gemellato, trazione posteriore, tanta roba, tanta roba, cazzo, porca miseria. Sono fantastiche le stradine sperse che ti fa fare Google Maps, ok, no, confermato, ho aspettato prima di dirlo, ho fatto di quelle salite assurde in terza, anche partendo, sì, non proprio quando erano ripide, ma partendo già dai 1500 giri, cioè no 2000-2005, quindi veramente, adesso non voglio dire il triplo della potenza di prima, però cazzo, veramente tutto un altro camper, non mi sembra più di guidare Pullman, mi sembra di guidare tutta un'altra roba. Sono felicissimo, veramente bellissimo proprio, tanta roba, e guarda che sono salite tanto ripide, te lo garantisco. Vedi, queste sono le stronzate all'italiana, ci sarà 20 semafori per lavori in corso, ma sincronizzali, porca puttana, non è che uno ogni 100-200 metri si deve fermare, li sincronizzi, uno tiene la velocità e trova sempre i verdi, ma vabbè amanti. Ok, riconfermo, ho fatto varie prove, parte salite impegnative eccetera, ma ho provato a aprire un po' in seconda e in terza, cazzo. Allora allora sono stato 2 anni e mezzo con Pullman senza mai avere il turbo, cioè non lo so, cioè veramente non ha mai spinto così, adesso non so che cazzo hanno fatto, ha cambiato quel cavo, ok, però il resto è controllo fumi, quelle robe là, è tutto un altro camper, veramente. Non riesco a spiegare, è tutto un altro camper, cazzo. Però aspetta un attimo, stavo riflettendo perché non mi va giù questo discorso che non ho indovinato il discorso della turbina, però in realtà l'ho mezzo indovinato, perché ok non è la turbina, però i cavi, a parte le varie cose, andavano anche a interagire con la turbina. Difatti io sta turbina così non l'ho mai sentita, adesso la turbina quindi la mia parte di ragione me la prendo, porca puttana. Adesso posso dare ragione a quelli che dicevano il motore Mercedes, e io dicevo ma un cazzo, che cazzo il motore di merda è, che è un 3000 e ok, adesso ho il motore Mercedes, porca troia, ora si ragiona. Ciao ragazzi, se non succede qualcosa altro di particolare, tipo non so, che arriva uno e mi dice ascolta, vuoi 1 milione di euro che mi dà fastidio in scassea, che sarebbe la tasca, a parte quello, cioè se non dovesse accadere quello, diciamo che io chiuderei qui la puntata. Sono veramente tanto su di giri, sono strafelice, non tanto per il camper che me l'ha sistemato, che quello vabbè ovvio, cioè non è che ha un motore d'epoca di 200 anni fa, è un Mercedes, cioè, sì, voglio dire, una roba
classica, i pezzi si ritrovano, qualsiasi cosa si aggiusta, quindi prima o dopo lo avrebbero aggiustato. Ma sono strafelice, a parte, ok, sì, mi ero preventivato per un discorso psicologico, un 2000 euro di spesa, in realtà sono stati 4,70, non pochi, ma quando tu già parti con 2000 ti dicono 4,70, tiri quasi un sospiro di sollievo, no? Hai capito? È importante sta roba. Ma veramente il fatto che io ho tutto un altro motore, cioè wow, cioè già mi stavo innamorando tanto di Pullman, ma questa è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, in senso buono. Adesso veramente Pullman è tanta roba, e aspetta che arriverà la super scrivania e il frigo a compressore per la serie. Non so se l'ho già detto, che mi sta arrivando tutte le sfighe a me, che il frigo e i frighi li abbiamo ordinati io e Mirko. Adesso non so se, scusa il senso ripetitivo, ma ho parlato con tante persone e è arrivato quello di Mirko e il mio no. Capito? Vabbè, dai. Ho analizzato un po' questa mia felicità e effettivamente devo ricordare anche a te che l'uomo è per natura opportunista, ama ciò che gli dà un qualsiasi tipo di vantaggio. Ad esempio, io ora il camper mi sta dando questa soddisfazione, io veramente mi sto affezionando molto di più a Pullman rispetto a prima, perché appunto inizia a darmi cose in più, e quindi prova a pensarci anche negli rapporti affettivi, a parte quello delle madri, che comunque è dettato da una sorta di istinto, no? Che è presente poi quasi tutte le bestie, più che altro soprattutto i mammiferi. Ma a parte quello, parliamo dei veri rapporti sentimentali, ossia quelli non naturali, innaturali, cioè la serie io perché dovrei amare una persona eccetera. Amo nel senso che voglio bene a una persona, ma anche a un amico, perché mi fa stare bene, mi fa divertire, mi fa ridere, è bruttissimo da dire, però secondo me non bisogna rimanere stupidi per paura, perché cambio marcia, di andare contro a certe comode convinzioni che si portano avanti da centinaia d'anni, hai capito? Quindi bisogna essere realisti e umili, ecco perché i testoni di una volta dicevano sempre che era essenziale essere umile per capire qualcosa. Essere umile significa ammettere di essere stupidi, cioè ammettere a se stessi di essere stupidi, ok? Di non capire un cazzo della vita e rivedere un attimo tutto quanto da capo, stravolgerlo. Ascolta, siccome non mi piace questo finale, cioè come contenuto senza ombra di dubbio, però mi suona molto male, no? Allora facciamo così, o succede qualcos'altro come abbiamo detto prima, o ti crei tu il finale, cioè hai l'immaginazione, hai il cervello e la testa, creati tu il finale, perché devo fare sempre tutto io? C'è un po' di collaborazione, quindi chiudi gli occhi e ti immagini un finale figo, cioè ti crei tu una storia, non so, che arriva un bel puttanon con gli autoreggenti bianchi e i capelli rossi, singano sei contento e basta. Ovviamente è la tua immaginazione, quindi non è che io poi mi prendo parole da Alessia, capisci? Cioè non c'entra un cazzo, sei tu che hai immaginato il puttanone con i capelli rossi e le autoreggenti bianche. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole